E allora buongiorno a tutti, benvenuti e con grande piacere che annunciamo un evento speciale oggi per la città di Cervignano del Friuli dal grande valore umano e sociale. L'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana inaugura infatti oggi l'Infopoint diabetologico di comunità di Cervignano del Friuli. Voglio ringraziare tutti quanti voi oggi di essere qui presenti perché davvero è un momento molto importante. Voglio ricordarvi che l'Infopoint diabetologico di comunità è destinato a tutta quanta la popolazione ed in particolare alle persone affette da diabete e ai loro familiari. Attraverso l'Infopoint diabetologico di comunità i cittadini di Cervignano del Friuli d'ora in avanti potranno usufruire di un servizio informativo sempre attivo e gratuito legato alla patologia diabetica e alle sindromi metaboliche. Voglio ricordarvi che questo è un progetto unico, il primo in regione e anche il primo in Italia. Se volete fare un applauso davvero a questo progetto. Che si tratta del numero 10, è la 10ª inaugurazione nella Bassa Friulana di un Infopoint diabetologico di comunità. È davvero un momento molto importante, un progetto davvero che sta prendendo sempre più piede, che sta avanzando a grandi passi. Prima di dare la parola ai protagonisti di questa importante giornata voglio ringraziare tutti coloro che sono presenti, in particolar modo la dottoressa Elena Revelant, direttore del distretto sanitario agro-aquileiese, che ci accoglie. Grazie dottoressa, possiamo fare un applauso alla dottoressa. E poi passerei all'amministrazione comunale di Cervignano del Friuli che fortemente ha voluto questo progetto, e quindi un ringraziamento al sindaco di Cervignano del Friuli Andrea Balducci e al vice sindaco Laura Centore, grazie anche a voi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi e ci segue sempre il dottor Giuseppe Napoli, presidente di Fede Sanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Prego, entrate pure, vi attendiamo, siamo felici di avervi, grazie mille. Abbiamo poi il dottor Stefano Giglio, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine. Il dottor Marco Scarbolo, dirigente medico del distretto, grazie anche a lei per essere con noi. E poi ci porta i suoi saluti il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine Gianluigi Tiberio, che oggi non è potuto essere qui con noi, ma in sua sostituzione abbiamo il dottor Gianfranco Panisto, medico di famiglia. Grazie dottore di essere qui con noi. Un ringraziamento anche al cappellano di Cervignano, Don Manuel. Naturalmente il ringraziamento va all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, 40 anni di lavoro, si è giunti quindi davvero a questo progetto molto importante vicino ai cittadini dedicato alla prevenzione. Un ringraziamento al presidente dell'associazione Dario Andrian. Abbiamo poi il vicepresidente Nicola Tonini e il segretario dell'associazione Roberto Rosso. Anche prima di continuare con la presentazione voglio ringraziare tutti i volontari dell'associazione che con il grande lavoro hanno portato questa associazione a questi livelli. È un lavoro di tutti e quindi grazie a tutti quanti voi per quello che fate per questa associazione. Se vuole venire qui vicino a me, perché direi che prima di cominciare con gli interventi sarebbe bene fare una benedizione. Io le lascio la parola. O Dio, creatore e padre che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono di questo spazio e di questo Infopoint e fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore.
E ora ravviva dunque in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano e a quanti arriveranno in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Interventi, e comincerei subito con il vicepresidente dell'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, il cavaliere Nicola Tonini. Venga cavaliere qui vicino a me. L'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, organizzazione di volontariato, è nata nell'anno 1978 e da oltre 40 anni di attività è stata la prima associazione diabetici volontari del Friuli Venezia Giulia e la prima in Italia. La tutela degli interessi morali e materiali dei diabetici e dei loro familiari è alla base su cui si fonda l'attività dell'associazione. Gli importanti risultati ottenuti di attività di volontariato a favore dei cittadini diabetici e delle loro famiglie hanno permesso il concretizzarsi in seno all'associazione con la collaborazione dell'azienda sanitaria e della regione Friuli Venezia Giulia del consultorio diabetologico regionale. Nuova struttura complementare che dal 2008 si occupa principalmente dei delicati e diversificati aspetti della patologia diabetologica. Con la prevenzione primaria, attuato in un unicum dell'associazione del consultorio, mediante le varie attività di educazione, di istruzione sanitaria e con gli screening glicemico, del colesterolo, della pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno, eccetera, diffusi in tutto il territorio della Bassa Friulana. Viene di fatto concretizzato il contrasto all'insorgenza della proliferazione della malattia diabetica, oltre a impedire lo sviluppo delle relative complicanze metaboliche che purtroppo sono anche invalidanti. L'insieme delle attività permettono di fatto uno sgravio all'importante impegno della sanità regionale con un risparmio di risorse pubbliche. Oggi è un giorno speciale per i cittadini di Cervignano del Friuli, ma anche per tutti i cittadini dell'intera Bassa Friulana. Infatti, con l'apertura di questo infopol diabetologico di comunità qui a Cervignano, intendiamo dare avvio ad una prima fase di condivisione con altre 14 comunità locali. È una prima fase già ricca di tante positività legate alle espressioni di gratitudine e di sprone ricevute da tanti cittadini e dalle istituzioni regionali di ogni livello. Vi ringrazio. E ora è il momento di passare la parola a colei che ci ospita, Elena Revelant, direttrice del distretto sanitario Agro. Grazie. A lei la parola. Grazie, buongiorno. Io pregio solo di farvi un grande saluto e un ringraziamento per essere oggi qui presenti a testimoniare questa iniziativa che oggi parte, che vede appunto partner allo stesso livello l'azienda sanitaria, l'amministrazione comunale e soprattutto l'associazione di volontariato famiglie diabetici della Bassa Friulana. Questo proprio a testimoniare che questo è il compito che noi abbiamo, di promuovere sempre di più iniziative fattive e operative di collaborazione fra queste tre grosse entità che hanno lo scopo di promuovere un livello di salute sempre migliore sul territorio. Grazie a tutti e buona giornata. Era il momento dell'amministrazione comunale di Cervignano del Friuli. Vorrei che venissero vicino a me il sindaco di Cervignano del Friuli Andrea Balducci e il vice sindaco Laura Centore. Guarda, innanzitutto
un ringraziamento, perché è proprio grazie ai comuni e alle amministrazioni comunali che riusciamo a portare avanti questo progetto, un progetto che quindi nasce grazie alle sinergie. Sì, io sarò più breve del Cavaliere Tonini, volevo solo esprimere la mia gratitudine per questo progetto che oggi vede il suo inizio, che speriamo sarà ricco di soddisfazione per tutti, per la comunità, per chi ci lavorerà e per chi usufruirà di questo importante sportello Infopoint. Per quanto riguarda l'amministrazione io non ho alcun merito, l'artefice di questa splendida operazione è Laura Centore, al quale passerò subito la parola. Io vedo tante persone amiche, vedo Gianni, vedo Piera, vedo il dottor Rosso, tutte persone che ho incrociato durante questo lungo percorso, perché in effetti è stato un po' più lungo del previsto. Vorrei ringraziare solo due persone che secondo me sintetizzano questa splendida avventura, che sono il dottor Scarbolo, al quale ci siamo rivolti perché l'azienda sanitaria, il distretto, ci potesse mettere a disposizione un luogo dove ospitare questa attività, e poi Mirio Olivo, che rappresenta secondo me il cuore di questa iniziativa, rappresenta la bontà del volontariato quando si esprime attraverso questi mezzi. Grazie. Come diceva il primo cittadino, c'è stato un grande lavoro, noi la ringraziamo per quello che poi è riuscita a fare. Buongiorno a tutti e grazie a tutti per essere qui. Il grande lavoro l'ha fatto principalmente l'associazione Famiglie Diabetici Bassa Friulana. Noi ci siamo impegnati, come ha già ricordato il sindaco Balducci, ad aiutarli a trovare un luogo adatto, poiché il comune non disponeva appunto di una stanza, di un luogo adatto, abbiamo chiesto aiuto al dottor Scarbolo, Marco, che ringrazio anch'io tanto, e che ha messo appunto in contatto l'associazione con l'azienda sanitaria, e dopo un percorso di alcuni mesi è stata siglata la convenzione qualche settimana fa, e quindi oggi è il risultato. Siamo qui con grande soddisfazione e gratitudine ad inaugurare questo Infopoint importantissimo. Quando si parla di diabete, è già stato ricordato più volte, si parla di una malattia che, se non curata, porta delle complicazioni molto gravi. È una malattia purtroppo in aumento sia tra i giovani che tra le persone più grandi. Quindi il lavoro che possono fare i volontari, che fanno i volontari, è importantissimo, perché pur non sostituendosi ai medici fanno un primo lavoro di supporto e di comunque prevenzione fino a un certo livello, indirizzando poi le persone alle strutture sanitarie specializzate. Io non mi dilungo oltre. Mi sento comunque di rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno effettivamente lavorato alla realizzazione, al raggiungimento di questo obiettivo. Auguro un buon lavoro a tutti i volontari, sottolineo di nuovo che l'associazione lavora con volontari, solo volontari. Grazie a tutti e ancora tanti auguri. Allora, è il momento di una persona che è sempre stata vicino a noi in questo lungo percorso di inaugurazione degli Infopoint, e sto parlando di Giuseppe Napoli, presidente di Federsanitanci del Friuli Venezia Giulia. Grazie Presidente. Grazie dell'invito. Io francamente vengo con grande piacere a questa inaugurazione. 14, no? 10 no, mancano ancora 4, quindi ancora 4 da fare. Però devo dire la verità, noi Federsanitanci, qualcuno dice: ma cos'è? Un UFO? No, è un'associazione che si occupa di salute dal 1996, nata per volontà dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Sono sindaco, ci occupiamo di queste cose da tempi non sospetti.
e siamo particolarmente felici, ne parlavo prima col già direttore del distretto e con la direttore del distretto attuale, siamo molto felici quando si raggiungono questi risultati. Questo risultato è importante perché è un risultato che mette vicino cose fondamentali, attori fondamentali, la comunità attraverso le associazioni. Le associazioni, senza le associazioni questa cosa oggi non ci sarebbe. Quindi cominciamo a dire grazie a tutto il volontariato, sempre. Il volontariato è una delle risorse fondamentali. La seconda gamba di questo tavolo sono i comuni. Se il comune di Cervignano non si fosse speso, probabilmente la cosa avrebbe avuto un altro impatto, quindi è fondamentale. La terza è il ruolo dell'azienda sanitaria. Cioè, il sistema sanitario non è solo gli ospedali, e veramente mi accingo a concludere. Forse la parte più importante della nostra salute ce l'abbiamo fuori dagli ospedali, ed è tutta la parte che riguarda la prevenzione. Quanto tempo dedichiamo per evitare che succedano alcune cose? Lo spiegava bene il vicepresidente nella sua relazione. Quindi il tema, e concludo, è che la salute non è solo l'ospedale. L'ospedale è il punto di riferimento dove si va per farsi curare nelle acuzie. Poi c'è tutta la parte più importante, che sta quella nelle famiglie, con l'educazione, nelle scuole, nelle associazioni, nelle comunità, e questo è un lavoro che spetta a noi. Grazie per quello che fate e soprattutto in bocca al lupo. Ed è vero, questo è un esempio unico a livello regionale, voluto dal basso, quindi non imposto dalla regione, ma approvato, condiviso dalla regione, che potrebbe diventare un buon esempio per tante parti del territorio che non hanno bisogno, perché noi siamo anche fortunati, viviamo in un territorio pianeggiante. Provate a immaginare nell'Alto Friuli, nella zona del Pordenonese, delle montagne, cioè è difficile anche fare queste cose. Farle qui può essere un buon esempio anche per gli altri. Grazie e complimenti. Grazie a tutti per il Venezia Giulia. Adesso faccio nomi tutti di persone che ci sono sempre state molto vicine, anche Stefano Giglio, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine. Grazie di essere qui anche oggi con noi. Grazie a voi, grazie all'amministrazione comunale per l'importante contributo che ha voluto mettere in questo progetto, e ringrazio nuovamente, come ho già fatto in altre date, veramente gli organizzatori e tutti i componenti dell'associazione, perché veramente questo è un tema veramente molto caro e molto importante, non solo per tutta la cittadinanza ma anche per noi professionisti infermieri della salute. E ci tengo a dire questo, insomma, per collegare un po' l'evento e la giornata. Lo scorso 12 maggio il nostro Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha identificato gli infermieri, la professione infermieristica, come la più bella tra le professioni sanitarie. Ed è un motivo di vanto questo per noi, soprattutto perché in questi territori a me molto conosciuti, perché sono di questo distretto, vengo da Ioannis, ma soprattutto perché in questo territorio nasce l'infermiere di comunità e di famiglia, ormai già tanti anni fa, e che questo infermiere ha saputo entrare nelle case delle persone, prendersi carico dei loro problemi e portarli avanti cercando di risolverli nel miglior modo possibile. È stata la fucina di quello che sarà l'infermiere di comunità e famiglia, che in questo momento sta nascendo in tanti territori. E già quasi 2 anni fa, quando ci siamo incrociati e ho conosciuto il dottor Rosso, ci siamo subito trovati in sintonia, perché abbiamo fatto in modo che, almeno stiamo cercando di fare in modo che gli infermieri, almeno nei territori dove sono presenti questi infopoint, possano cercare di dare una mano, cercare di dare un grosso contributo a questa importante attività che veramente merita, e che è l'esempio di una rete che probabilmente porterà a reti territoriali molto importanti nel prossimo futuro. Per cui ancora un in bocca al lupo per il lavoro, e credo di dover anche dire che il numero 10 è un numero che ha sempre contraddistinto grandi campioni e grandi fuori classe, per cui probabilmente il distretto di Cervignano è un emblema anche di questo. Buon lavoro a tutti. Abbiamo sentito nominare diverse volte in questa mattinata. Marco Scapolo, dirigente medico, grazie dirigente di essere qui con noi. Ci parli del lavoro secondo lei di questo progetto? Io devo solo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e che hanno collaborato, dalle istituzioni a tutta la base che rappresentano, perché devo dire la verità,
mi sono trovato una collaborazione già presente che ci ha permesso di rinnovare questo rapporto e che ci permetterà di andare avanti nel futuro creando ancora qualcosa di meglio. E faccio su un augurio, abbiamo sentito quali sono tutti i problemi delle persone, tutte le malattie. Io auguro che anche l'infopoint diabetologico aiuti tramite i loro volontari le persone ad ammalarsi di vita. Grazie. Bellissime parole, grazie. E ora vorrei passare la parola al segretario dell'associazione Roberto Rosso, che è un grande lavoratore con un grande cuore, se mi posso permettere. Allora, siamo al numero 10, è un grande traguardo secondo me che avete raggiunto in questa prima fase. Noi ci auguriamo naturalmente che si possa continuare questo progetto. Ma lo speriamo vivamente e intanto fino al numero 10 siamo arrivati con una velocità incredibile. È segno che se si crede veramente su quello che si fa, le cose funzionano alla grande. L'altra cosa da dire secondo me è questa, che dobbiamo rimanere nella semplicità. Voglio fare una simbiosi tra la parola informazione e la parola prevenzione. Queste due parole messe assieme già spiegano l'intero progetto, come sintesi proprio. La prospettiva che mi chiedevi futura è legata un pochettino sia alle nostre braccia, ma alle braccia un po' di tutti, nel senso che sia le amministrazioni comunali che le aziende sanitarie che la regione potrà incidere in maniera determinante affinché questo progetto possa essere portato, come diceva il dottor Napoli, in posti incredibili dove c'è un bisogno fuori di testa. La montagna ha bisogno di noi. Speriamo di poter arrivare con l'esperienza che stiamo piano piano acquisendo. Grazie Roberto Rossi, segretario dell'associazione. Questa associazione ha un grande presidente, Dario Andrian. Dario, presidente. Certo, però è grande questa associazione, quindi è una grande associazione, un grande presidente e tantissimi grandi volontari, tutti coloro che sono dentro questa associazione sono veramente persone speciali. Che cosa ci vuoi dire in merito ai progetti e ai sogni futuri che abbiamo in merito proprio all'infopoint diabetologico? Allora, innanzitutto io ringrazio tutti quelli che sono qui, ringrazio tutti quelli che finora hanno collaborato a far sì che si realizzi questo numero 10 di Cervignano del Friuli e soprattutto i miei collaboratori senza i quali, scusate l'emozione un po' perché ringrazio i miei collaboratori che sono stati il braccio operativo del progetto Infopoint di comunità. Anche durante una mia lunga assenza hanno operato in un modo eccezionale e, come sottolineava Roberto, abbiamo avuto un iter di fase di studio molto lunga, durata 2 anni durante la pandemia, in cui il cervello non era andato a riposo ma ha messo insieme questo progetto, almeno a livello nella sua fase progettuale. E poi grazie al sostegno dei finanziamenti della Regione avevamo 1 anno di tempo per arrivare al numero 10, noi ci abbiamo messo solamente 5 mesi. Non solo, ma ne abbiamo altri 4 di comuni in lista di attesa prioritaria. Per cui, oltre a quello che è stato fatto finora, noi auspichiamo che la Regione continui ad appoggiare questo progetto e a sostenerlo finanziariamente, perché comunque lo sviluppo di un progetto comporta anche dei costi, anche se coloro i quali operano negli infopoint eccetera sono tutti volontari a costo zero. Però ci sono delle strutture, ci sono delle cose che costano e questo ha bisogno di un finanziamento. Inoltre è previsto dal nostro progetto che tutti gli infopoint vengano informatizzati in modo che i dati raccolti vengano inviati direttamente ai centri diabetologici, i quali, esaminando i vari dati che arrivano dall'infopoint, possano loro stessi valutare chi è a rischio e di conseguenza metterlo sotto la protezione sanitaria.
Questa è vera prevenzione, non soltanto rivolta ai diabetici e alle loro famiglie per le problematiche che ciascuno ha, ma a tutta la popolazione. L'obiettivo primario di tutto questo progetto è quello di riuscire a monitorare la salute e soprattutto il problema del diabete di tutti i 120.000 abitanti della Bassa Friulana. Noi stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno che la nuova amministrazione regionale ci consideri e ci continui ad appoggiare. Naturalmente possiamo confidare su degli alleati che sono veramente eccezionali, sono i nomi che sono stati più volte citati oggi e quindi è inutile che li torni a ripetere di nuovo, e grazie a loro, unitamente ai responsabili dei centri diabetologici di Palmanova, al dottor Zoratti e alla dottoressa Battello del centro diabetologico di Palmanova, i quali ci sostengono sia dal punto di vista, diciamo così, dei consigli e del modo di operare, e noi con loro abbiamo una collaborazione a dir poco eccezionale, che probabilmente non era neanche mai stata presa in considerazione più di tanto nelle epoche passate, ma comunque siamo riusciti a creare questa collaborazione molto concreta e i risultati ne stanno dando ragione. A questo punto devo dire che il numero 10 è stato fatto, la prima fase si è conclusa, noi abbiamo le risorse umane e soprattutto l'energia e la determinazione per continuare questo progetto. Chiedo alla Regione fermamente di continuare a darci una mano. Grazie a tutti. Grazie Presidente Dallo. E allora, abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti di questa inaugurazione, allora direi che pian piano chiedo anche al cameraman di spostarsi.